Le problematiche in Sicilia sono tantissime. Ecco, quali sono i campi diciamo, più importanti in cui si manifesta un maggiore bisogno, in cui voi come componente della Commissione Sanità, un po' tutta la Commissione, state cercando di attenzionare e chiaramente non a breve ma nell'arco della legislatura cercate di anche risolvere? Beh, guardi, innanzitutto devo dirle che il nostro sistema sanitario regionale ha vissuto un momento veramente difficile negli ultimi anni, perché chiaramente il blocco delle assunzioni, l'incapacità del governo regionale precedente di non avere sbloccato, di non avere fatto la rete ospedaliera e quant'altro ha determinato il blocco delle assunzioni e a cascata quello che ben conosciamo negli ospedali. Oggi siamo arrivati a un buon punto, nel senso che le assunzioni sono state sbloccate, si stanno facendo, ma dobbiamo risalire la china. Forse siamo scesi sotto lo zero. Piano piano ci stiamo risollevando, stiamo arrivando allo 0 o all'1, ma dobbiamo arrivare a un livello di sufficienza per il quale è necessario, come dire, dare le risposte ai cittadini. Noi, in particolar modo in Commissione Sanità, devo dire che siamo interessati da tutte quelle fasce deboli che probabilmente rimangono inascoltate perché sono piccoli, tra virgolette, gruppetti di persone che hanno problematiche vuoi patologiche, vuoi lavorative. Bene, noi anche a loro dobbiamo dare voce perché sono una parte, tante piccole cose sono un tanto. Parlo per esempio dell'assistenza sul problema della prevenzione mammografica, parlo per esempio sull'attenzione alla veterinaria, al problema della brucellosi che ha un risvolto evidente, parlo ai problemi che possono derivare per il 118 e la SEUS, parlo per i problemi che possono derivare per i diversamente abili, per i disabili gravissimi, per tutta quella serie di come dire, problematiche che magari risultano essere gli OS nelle case di cura piuttosto che negli ospedali pubblici. Bene, sono tutte quelle problematiche che pur tra virgolette investendo un piccolo nucleo di persone o un nucleo un po' più grande, di fatto a volte non vengono considerate. Noi dobbiamo dare voce anche a quelli che non riescono a darsela, dobbiamo fare in modo che questa voce arrivi alle orecchie di chi governa, cioè per nostro tramite arrivi alle orecchie anche del governo regionale e si possa dare finalmente un risultato. Noi ci crediamo e lo facciamo con forza. Un'ultima domanda, approfitto della sua presenza. Ecco, il bilancio l'avete chiuso, quali sono state diciamo, le priorità, mi riferisco sempre al settore della sanità? Sì. Sicuramente le priorità sono state quelle delle categorie deboli alla quale abbiamo prestato la massima attenzione, sono state anche le categorie delle persone che avevano bisogno di una risposta, mi riferisco ai lavoratori SAS, è passato un articolo presentato da me, sottoscritto da me e ne sono orgoglioso, nel quale abbiamo chiuso un contenzioso che avevano tutti questi lavoratori che avrebbero portato alla Regione un gran danno da un punto di vista economico, mentre con questo articolo noi andiamo verso non una sanatoria, verso un giudizio tra le parti che possa ottemperare a ciò che era necessario, così come l'attenzione verso tutta quella categoria dei precari negli enti locali, abbiamo dato delle risposte in quel campo, così come abbiamo fatto delle cose eccellenti per quanto riguarda l'amianto ed altro. Allora devo dire che è stata una finanziaria nella quale forse non abbiamo avuto molte risorse, non avevamo molte risorse da mettere per lo sviluppo, però sicuramente tutte quelle risposte che si sono potute dare, anche per tamponare tutta una serie di emergenze, voi dell'EAS, voi appunto dei precari, voi di altro, ecco, è chiaro che un governo che inizia, secondo me, deve costruire dalle macerie, deve ricostruire dalle macerie. È chiaro che non si può pensare che nessuno abbia la bacchetta magica per dare subito il risultato. Certamente c'è la volontà, le capacità, la determinazione, la forza per risollevarsi. Queste prime risposte sono state, voglio dire, assolutamente utili. Speriamo che riusciamo in questo buon cammino che il Presidente Musumeci col suo governo e con il supporto nostro e perché no anche dell'opposizione siamo riusciti a dare.